Il dossier immigrazione presentato oggi parla di numeri stabili per il Friuli Venezia Giulia e di accoglienza in affanno. Il prefetto Marchesiello, guardia alta sulla rotta balcanica, Fontanini, minori stranieri ci costano troppo. Il Tribunale di Udine ha condannato a 2 anni di reclusione un trentenne di Benzone per l'uccisione di decine di animali selvatici nella montagna friulana tra il 2015 e il 2016. 890 posti di lavoro in 2 giorni di colloqui, appuntamento l'11 e il 12 novembre a Udine con la fiera del lavoro di Aligo, 80 le aziende presenti e anche straniere per accaparrarsi i talenti friulani. Super ospite Paolo Dobbonolis. 6.000 pecore questo pomeriggio hanno bloccato la viabilità Arcento, accompagnate da 4 pastori. Alcuni cani hanno percorso circa 13 km per raggiungere Pagnacco, automobilisti incantati nonostante la coda. Big match della giornata di A2 al Palagesteco di Cividale. Sabato la UEB ospiterà la Fortitudo Bologna a pari punti in classifica, sfida speciale per coach Pilastrini che ha esordito proprio sulla panchina delle Aquile Emiliane. Buonasera, ben ritrovati a nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Restano stabili i numeri dell'immigrazione in Friuli Venezia Giulia, a dirlo è il dossier statistico immigrazione 2022 realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, presentato oggi al Centro Balducci di Giuliano. Quanto all'accoglienza è emerso che la nostra regione potrebbe fare di più. Più poveri e meno occupati, spesso precari, oltre che meno istruiti degli italiani. Gli stranieri in Italia sono poco più di 5 milioni, l'8,8%, dato che sale al 20,3% nel caso di minori. Sono questi alcuni numeri della 32esima edizione del dossier statistico immigrazione, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS. Il dossier di 500 pagine in Friuli Venezia Giulia è stato presentato al Centro Balducci di Giuliano per la prima volta, senza la presenza di Don Pierluigi Di Piazza, ricordato in apertura dei lavori dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello e da quanti sono intervenuti. Don Paolo Iannacone, presidente del centro, ha posto l'accento su una narrazione mediatica delle migrazioni quasi isterica, spesso non aderente alla realtà. Quanto al Friuli Venezia Giulia, gli stranieri sono 116.000, il 9,7%, dall'Europa arriva il 64%, poi ci sono Asia e Africa. I permessi di soggiorno sono per un quarto per motivi di lavoro e ben per 46% per motivi familiari, quindi è quasi tutto, grandissima parte di ricongiungimento familiare. Solo 1 su 5 per protezione umanitaria. Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, ha sottolineato come la vera cifra dell'immigrazione in Italia è la stabilità. Non c'è alcuna invasione, gli ingressi sono quasi nella totalità dei casi regolari, ha detto. L'accoglienza ha visto numeri in calo, ma in Italia il sistema è sottodimensionato. Il modello appunto basato sull'accoglienza diffusa, organizzata con l'attivazione delle amministrazioni comunali, in realtà in Friuli Venezia Giulia non solo non è mai partito, mi verrebbe da dire, ma sta implodendo. Di rotta balcanica e di presenza di migranti in città hanno parlato ieri sera dell'elettroshock il prefetto e il sindaco di Udine. Marchesiello ha precisato che l'ex Cavarzerani, grazie ai trasferimenti, gli ospiti sono scesi da 900 a 600. Fontanini si è soffermato sui minori accompagnati. Sono 100 quelli attualmente presenti in città, costano 3 milioni, ha detto il primo cittadino. Sono anni che ormai la rotta balcanica incombe in questo territorio, quindi nella Friuli Venezia Giulia. Io l'avevo già incrociata nel 2017 quando ero a Gorizia come prefetto, prima nomina, e immediatamente fui investito di un problema che si era presentato all'interno della città di Gorizia con l'occupazione, diciamo, strategica del tunnel Bombi. Noi facciamo quello che possiamo con le strutture di accoglienza che sono sul nostro territorio. Al momento questo la Cavarzerani, che è diventato un po' un polmone grosso dove vengono sistemate molte persone, più un'accoglienza diffusa distribuita in tutta la provincia, e al momento posso essere abbastanza tranquillo perché non abbiamo situazioni di degrado come in altre città. Sappiamo anche in questo il Ministero comunque cadenzalmente, con una certa cadenza, ci opera trasferimenti in altre regioni. È ovvio che una redistribuzione del problema in altre zone, ma
in tutto questo non dimentichiamoci che queste persone fanno richiesta di asilo. Quante persone ci sono attualmente alla Cavarzerani? Al momento sono 600 e rispetto a un mese e mezzo fa siamo scesi di parecchie persone, perché a un certo punto avevamo sfiorato i 900, che diventava non gestibile, quindi abbiamo detto fondamentalmente la Cavarzerani è satura e non possiamo più accogliere nessuno. Non ci sono solo ragazzi che hanno la maggiore età che arrivano dall'estero, ma arrivano anche dei minorenni che non sono accompagnati e che dobbiamo assistere. Allora questi vengono gestiti da delle cooperative, dai gruppi che sono preparati per questo tipo di servizio, e le spese sono a carico al 50% del Ministero degli Interni, e qui devo ringraziare il prefetto che ci dà una mano, e per il resto sono a carico dei comuni. Attualmente il comune di Udine ne ha 100, più di 100 da gestire, che significa non solo dargli da dormire e mangiare, ma anche fargli fare un percorso educativo, cioè apprendere la lingua italiana e poi anche tutta una serie di conoscenze che sono in pratica una specie di scuola e anche poi un percorso per insegnargli un mestiere. Questa cosa al Comune di Udine costa 3 milioni al mese. Queste sono le cifre che noi dobbiamo sostenere per questa tipologia di intervento. 2 anni di reclusione per violenza sessuale, la condanna inflitta dal Tribunale di Udine a un 40enne pakistano richiedente asilo alla Tisana. L'uomo è stato condannato per aver costretto una donna di San Giorgio di Nogaro a subire atti sessuali. Nel 2018 buttò a terra la vittima mentre si trovava in un campo, si sdraiò sopra di lei tentando di baciarla e di leccarle il viso. All'uomo è stata concessa la sospensione condizionale della pena. La polizia ha arrestato nella notte tra sabato e domenica 3 passeur nei pressi di Trieste. Sabato sera un equipaggio della squadra volante ha controllato un furgone con targa slovena condotto da un cittadino bulgaro di 35 anni, scoprendo all'interno del mezzo 19 persone, di cui 9 minorenni provenienti da Turchia, Iran e Siria, ammassate a terra nel vano privo di finestre o prese d'aria. Durante la notte di domenica, personale del commissariato di San Sabba ha controllato in zona Valmaura 2 vetture di grossa cilindrata, scoprendo in una delle macchine 3 cittadini bengalesi irregolari, di cui uno nascosto nel bagagliaio. Il Tribunale di Udine ha condannato a 2 anni di reclusione un 30enne di Venzone per l'uccisione di decine di animali selvatici nella montagna friulana tra il 2015 e il 2016. Nell'arco di 2 anni avrebbe ucciso nella montagna friulana decine di animali selvatici di ogni tipo, cacciando senza licenza o nei giorni vietati. A sua disposizione aveva una carabina a ripetizione detenuta illegalmente. Per questo un 30enne di Venzone, Dark Di Bernardo, è stato condannato dal giudice Rossella Miele del Tribunale di Udine a 2 anni di reclusione. Assieme a lui è stato condannato a 4 mesi di reclusione anche il 66enne Gianni Tondo per l'uccisione di un cervo. Entrambe le pene sono state sospese. Tra il 2015 e il 2016 Di Bernardo si aggirava in riserve di caccia e aree protette nei comuni di Venzone, Moggio Udinese, Gemona e Pontebba. Nel suo mirino finirono cervi, caprioli, camosci, cinghiali, lepri e anche animali protetti come lo stambecco, in un'occasione con l'aiuto di Tondo. Nel 2016 demolì l'altana di un cacciatore abbattendola con una fune agganciata alla propria autovettura. Di Bernardo e Tondo sono stati assolti per la caccia in area protetta e in giorni vietati per prescrizione del reato. Infine, l'ex compagna di Bernardo, la 30enne Rachel Trigili, è stata assolta con formula piena dall'accusa di aver ucciso un capriolo e di detenzione illegale di armi. Il mio assistito, spiega il difensore, l'avvocato Gabriele Bano, sin dall'inizio ha ammesso la propria responsabilità per l'uccisione di un capriolo nel 2016, ma non per gli altri capi di imputazione, per uno dei quali è stato assolto. Lette le motivazioni, faremo sicuramente appello, consapevoli che anche le altre accuse, conclude, verranno a cadere. Una mamma e suo figlioletto sono stati soccorsi questo pomeriggio da un'ambulanza inviata dalla centrale Sores dopo essere rimasti leggermente intossicati a seguito di un principio di incendio che si è sviluppato nella loro abitazione a San Giorgio della Richinvelda. Conscienti, vigili, madre e bimbo sono stati accompagnati all'ospedale di Pordenone per tutti gli accertamenti. L'allarme è scattato attorno alle 15 nella frazione di Aurava. A prendere fuoco il piano cottura. La giovane donna che si trovava in cucina con il suo bambino è riuscita con particolare destrezza a contenere le fiamme che si stavano già propagando alla cappa e ad arieggiare i locali che nel frattempo si stavano riempiendo di fumo. Poi è uscita con il bimbo in strada in attesa della squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Spilimbergo.
Ancora furti tra l'Isontino e il Manzanese, i ladri non danno tregua, ma come è emerso durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella maggior parte dei casi trovano porte e finestre aperte. Intanto il prefetto distribuisce un decalogo per prevenire raid notturni. Non si arresta l'ondata di furti tra l'Isontino e la zona del Manzanese. Tra i cittadini sale la preoccupazione, mentre i sindaci dei comuni maggiormente colpiti hanno chiesto ai prefetti e alle forze dell'ordine di mettere in campo ogni mezzo a disposizione per individuare i ladri. Ieri a Gorizia, nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è parlato ampiamente di furti, ma un dato è risaltato su tutti: l'80% dei colpi notturni denunciati, una cinquantina quelli commessi nelle ultime 2 settimane, è avvenuto senza che gli investigatori trovassero segni di effrazione sugli infissi. Ciò significa che i ladri hanno trovato porte e finestre aperte. Da qui la decisione del prefetto di consegnare ai sindaci di 25 comuni un vero e proprio decalogo da trasmettere ai cittadini su come evitare le intrusioni in casa. Per ora, nonostante l'ingente dispiegamento di forze dell'ordine, non è stato ancora possibile individuare i malviventi che la notte scorsa hanno colpito sia a Corno di Rosazzo che a Cormons. Qui tra l'altro sono stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre erano intenti a rubare nella casa del presidente del consorzio Collio. A Corno di Rosazzo invece sono state visitate 4 abitazioni tra le vie Papa Giovanni XXIII e dei Pini. Magro il bottino per i malviventi, considerando che a parte un colpo che ha fruttato 700 euro, gli altri non hanno superato i 30 euro. Nel tentativo di fermare i raid, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale stanno continuando ad utilizzare nei servizi dinamici serali notturni sia personale in divisa che in borghese, così come, dove è consentito, dispositivi tecnologici che possano perlomeno fungere da deterrente. Un latitante sul quale pendeva un mandato di arresto europeo per appropriazione indebita di denaro è stato scoperto durante un servizio di vigilanza autostradale in prossimità del casello di Portogruaro tra l'A28 e l'A4. Si tratta di un uomo di 41 anni, residente in provincia di Udine, che deve scontare una pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione per episodi riferiti al 2012. Lo ha arrestato la polizia della questura di Pordenone. Attingendo a informazioni contenute negli archivi informatizzati delle forze dell'ordine, gli agenti hanno scoperto che l'uomo era latitante, è stato portato nel carcere di Udine. Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Pagnacco, nella frazione di Modoletto, lungo la strada provinciale 49. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate violentemente un'auto e una moto con il Centauro che è finito sull'asfalto. La dinamica dell'incidente ha portato i sanitari a inviare sul posto il soccorso, ma fortunatamente le condizioni dell'uomo alla guida delle 2 ruote, unico ferito, non erano tanto gravi da richiedere trasporto in volo e così è stato portato in ospedale in codice verde. Dalle pratiche commerciali scorrette al trading online, dagli ecobonus alle criptovalute, le truffe sono sempre in agguato, ma da oggi i finanzieri in pensione metteranno a disposizione il loro bagaglio di competenze per aiutare i cittadini. Sarà attivato a Pordenone il primo sportello antitruffe della regione grazie a Fiamme Gialle e Consumatori Attivi. Avviato a Pordenone il primo sportello antitruffe della regione, un progetto pilota destinato ad allargare il proprio raggio d'azione a tutto il Friuli Venezia Giulia. Questa mattina è stato siglato il protocollo tra Guardia di Finanza, Associazione di Finanzieri in Congedo e Consumatori Attivi per far partire il servizio. L'obiettivo è quello di informare e tutelare i cittadini rispetto ad un fenomeno, quello delle truffe, sempre più diffuse anche online, dal trading alle criptovalute passando per gli ecobonus. Nella totale garanzia dell'anonimato, allo sportello si riceveranno indicazioni su come agire nel caso si sia rimasti vittime di truffe. Da questo protocollo nasceranno tantissime iniziative, ma la prima è quella dell'istituzione dello sportello antitruffe presso il comando della Guardia di Finanza di Pordenone, dove le persone potranno recarsi in forma assolutamente anonima per presentare il proprio caso, che potrà essere quello di truffe, pratiche commerciali scorrette e quant'altro, e chiedere quindi come comportarsi. Avremo la possibilità di mettere a disposizione della collettività l'enorme bagaglio professionale maturato dai nostri finanzieri in congedo e soprattutto di riuscire a intercettare i fenomeni fraudolenti prima ancora che questi arrivino ad una fase patologica in cui anche la stessa indagine di polizia giudiziaria null'altro può che constatare che i buoi sono usciti dal recinto. Oggi ho già ottenuto la garanzia da parte del colonnello e della presidente Puschiasis della volontà di estendere questo sportello a tutto il territorio regionale. Non mancherà il sostegno anche finanziario dell'iniziativa da parte dell'amministrazione.
Individuato l'uomo che nei giorni scorsi, senza un apparente motivo, ha preso a calci alcune donne in centro a Udine. La Polizia di Stato, coadiuvata dai carabinieri della Polizia Locale, ha permesso di attribuire ai fatti ad un uomo senza fissa dimora. Sarebbe lui l'autore di quegli episodi di violenza nei confronti di donne di diverse età. Dopo averle colpite con un calcio alla schiena o al ventre, l'uomo si è sempre dileguato con estrema rapidità. Il questore di Pordenone, Luca Carrocci, ha sospeso per 30 giorni il bar Estasi di Fiume Veneto, un provvedimento assunto dopo le reiterate segnalazioni e lamentele di cittadini, tutti residenti nelle zone limitrofe al locale di Via Trento, per i continui disturbi causati dagli schiamazzi dei clienti e il degrado ambientale e sociale in cui si è dequalificata l'area. Il bar è risultato inoltre essere frequentato da pregiudicati e spesso in stato di ubriachezza. L'ipobrufene per bambini è sparito dalle farmacie friulane, una carenza che ha messo in allarme i genitori friulani alle prese con le sintomi parainfluenzali che stanno circolando, ma le alternative ci sono e la situazione non preoccupa i farmacisti friulani. Trovarlo nelle farmacie della regione è diventato pressoché impossibile. Lo sanno bene i papà e le mamme, molti dei quali sono alle prese con le sindromi parainfluenzali che stanno circolando in questi giorni. A essere diventato introvabile è l'ibuprofene nella forma di sciroppo per bambini, che viene utilizzato soprattutto per i suoi effetti antipiretici. Per fortuna negli scaffali delle farmacie non manca il paracetamolo, che ha effetti similari. C'è una carenza di questi farmaci ibuprofene per uso pediatrico. Diciamo che anche che comunque il sistema sta controllando naturalmente il fenomeno. Ci sono dei farmaci sostitutivi quali il paracetamolo che possono essere utilizzati, quindi vorremmo rassicurare che la situazione noi pensiamo che si possa risolvere. Stiamo facendo tutto il possibile perché il sistema di rifornimento sia in grado comunque di sostenere anche queste necessità. Quest'estate la situazione era più preoccupante in quanto erano introvabili sia il paracetamolo che l'ibuprofene. Questa è stata una situazione per noi particolarmente delicata perché sono due principi attivi che possono essere alternativi e in quel momento eravamo preoccupati perché due principi attivi così importanti, entrambi in difficoltà. In questo momento il paracetamolo adesso è rientrato da questo momento di crisi e quindi siamo in questo abbastanza ottimisti sulla possibilità di gestire questo tipo di contingenza. Rivista la legge regionale sulla disabilità, un provvedimento importante composto da 32 articoli che la rende più attuale, prevedono l'inserimento delle risposte ai bisogni delle persone disabili all'interno dei livelli essenziali di assistenza. Il documento è stato approvato a maggioranza trasversale dal Consiglio regionale presieduto da Piero Mauro Zanin e mobiliterà nel 2024 oltre 53 milioni di euro. Libertà e inclusione, i cardini della legge che prevede sostegni per la vita indipendente, il lavoro, la mobilità, l'abbattimento delle barriere architettoniche, il miglior stato di salute per chi è affetto da disabilità, con un ruolo importante da parte dei comuni in sinergia con le aziende sanitarie. Al centro in particolare l'inclusione nel mondo della scuola e dello sport per i più giovani, previsto anche un osservatorio per monitorare costantemente la situazione. A Casarsa della Delizia nascerà un centro per i disturbi cognitivi di riferimento per tutta la regione. L'UTI ha destinato al comune 650.000 euro per l'acquisto dell'ex sede dello IAL. Ora l'amministrazione Colussi è alla ricerca di nuove risorse per realizzare spazi, ma soprattutto servizi a favore degli ospiti. Un centro per i disturbi cognitivi che possa fungere da richiamo per anziani provenienti non soltanto dal Sanvitese ma anche dall'Interland pordenonese e udinese. A Casarsa della Delizia, nel ventennale del servizio che trova spazio nei locali dell'ex IAL di San Giovanni, si sta ragionando su un progetto particolarmente ambizioso. L'UTI, come uno dei suoi ultimi atti, ha destinato al comune 650.000 euro per acquistare l'ex sede dello IAL e sistemarla. Sull'opportunità di concludere l'affare sembra non esserci molti dubbi. È pertanto partita la caccia a nuovi finanziamenti che consentono di realizzare all'interno di quella struttura nuovi spazi a favore degli ospiti. Attendiamo un po' di chiudere il cerchio mediante una prima fase che è l'acquisto dell'immobile, per poi procedere magari nel prossimo anno con una richiesta nell'ambito della concertazione sovracomunale per realizzare all'interno di questa struttura quello che potrebbe servire affinché questi anziani, queste
persone che hanno con Alzheimer, questi disturbi cognitivi, possano essere presenti lì, quindi dare sollievo alle famiglie tutta la giornata, quindi creando anche una mensa, creando una palestra, una palestrina per la riabilitazione che può essere utilizzata anche poi per la comunità, poi delle stanze dove possano riposare gli anziani, tantissime cose, e questo sarebbe veramente un progetto meraviglioso che poi non è solo per Casarsa, è per tutto l'ambito, ma credo per tutta la regione. Calano in tutta Italia, ad eccezione della Sicilia, i nuovi contagi da Covid. Tornano a scendere le terapie intensive dopo 3 settimane consecutive di aumento, mentre si stabilizzano i ricoveri in area medica, è quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nella settimana 19-25 ottobre in Friuli Venezia Giulia si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi, meno 22,6% rispetto alla settimana precedente. Restano sopra la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica, 16,3% e terapia intensiva 4%. Oggi in regione nuovi contagi sono 947, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, i pazienti accolti in altri reparti 203, 6 le vittime con Covid. Nella destra a tagliamento mancano all'appello un centinaio di infermieri, 50 tra l'altro si sono dimessi ad inizio anno per abbracciare la sanità del Veneto o quella privata. In questo modo i reparti ospedalieri sono costretti a chiudere con tutta una serie di servizi per i pazienti. I nodi vengono al pettine, la sanità del Friuli occidentale soffre ancora, quasi come fosse un malato cronico. Ora che la volontà dell'azienda sanitaria del Friuli occidentale sarebbe quella di assumere personale, è proprio il personale stesso a mancare. Da inizio anno gli infermieri che hanno salutato la sanità pubblica per abbracciare quella privata del vicino Veneto sono una cinquantina. All'appello ora ne mancano un centinaio, un numero importante che, se sommato alle carenze che si riscontrano anche tra i medici, sta causando non pochi problemi e disservizi ai pazienti. Tra prenotazioni di visite mediche specialistiche lumache e reparti costretti a chiudere per mancanza di personale, la situazione negli ospedali di Pordenone e San Vito a Tagliamento non è certo delle più rosee. Al Santa Maria degli Angeli, per esempio, il reparto di chirurgia della mano, considerato un'autentica eccellenza a livello regionale, è chiuso da giugno. A San Vito invece ha forte rischio la sopravvivenza della radiologia per l'utenza esterna. Pordenone un ridimensionamento l'ha già ricevuto il servizio di risonanza magnetica, così come le chirurgie, mentre i reparti di medicina sono addirittura sovraffollati. Ricadute negative, come ha sottolineato Pierluigi Benvenuto della funzione pubblica CGIL Sanità, si stanno verificando a catena non soltanto negli ospedali, ma anche nella medicina territoriale. Le speranze ora sono rivolte a quella quarantina di infermieri che il mese prossimo termineranno il percorso di studi universitari al Consorzio di Pordenone, ma c'è chi è già pronto a scommettere che diversi di loro sono stati già attirati come delle calamite dalle convenienze che in questo momento offre la sanità privata. La 18ª edizione della Fiera del Lavoro del Friuli Venezia Giulia segna un doppio primato, un nuovo record di aziende partecipanti e la presenza di realtà straniere che hanno scelto l'evento di Udine per ricercare i profili professionali di cui hanno bisogno. Mai così tante aziende partecipanti, nemmeno prima della pandemia. Con questa premessa si prepara ad andare in scena la 18ª edizione della Fiera del Lavoro Friuli Venezia Giulia, organizzata a Udine da ALIG, l'associazione dei laureati in ingegneria gestionale. Sono 81 le imprese, per la prima volta anche straniere, pronte ad offrire 890 posti di lavoro. Quest'anno appuntamento doppio, venerdì 11 novembre la giornata riservata ai colloqui online, sabato 12 incontri in presenza one-to-one e i talk show al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove la serata si concluderà con il super ospite Paolo Bonolis. E per la prima volta abbiamo delle aziende straniere e abbiamo 2 aziende danesi e 3 aziende austriache che vengono a selezionare ragazzi friulani apprezzando il loro alto profilo. Diventa un'occasione formidabile per mettere a disposizione di tutti i neolaureati e non solo la possibilità di un'interazione diretta anche in una cornice piuttosto informale con le aziende, e questo credo che per un'università sia assolutamente importante. Credo che iniziative come queste siano state in questi anni quelle che hanno permesso anche ai centri per l'impiego di avere una nuova visione dei servizi del lavoro delle persone. Da iniziative come queste sono nati i nostri Recruiting Day, sono nati i nostri corsi di formazione su commessa aziendale. Da iniziative come queste è nata la nuova visione del mercato del lavoro.
Ogni azienda presente alla fiera selezionerà un candidato che riceverà un voucher per un volo in elicottero su Palmanova, così da godere di una prospettiva privilegiata della città stellata. Straniere del Friuli è la miglior località d'Italia per turismo enogastronomico sulla base delle recensioni degli stessi turisti. Che la proposta enogastronomica di San Daniele fosse di altissimo livello non c'erano dubbi, ma ora il primato in Italia è realtà. La località collinare ha ottenuto il premio di Italia Destinazione Digitale al TTG Travel Experience di Rimini come miglior località italiana per il turismo enogastronomico. E l'assessore regionale Bini, che insieme a Promoturismo ha ricevuto il premio a Rimini, lo ha consegnato nelle mani del sindaco Valent. È un premio che colpisce proprio perché i turisti possono e hanno potuto verificare su questo territorio quanta bellezza, quanta qualità ci sia. Noi facciamo tutta una serie di progetti che vanno dalla cultura all'enogastronomia, in questo caso il premio è focalizzato sull'enogastronomia, ma è per dare proprio bellezza, qualità dell'esperienza al turista, che è il nostro obiettivo primario. Quindi chi viene qui deve sentirsi bene, vedere belle cose, mangiare ottime cose, bere buon vino. Il friulano è uno dei vini, anzi sono i vini migliori, soprattutto per i bianchi che abbiamo qui in Italia, e quindi ecco, questo è il nostro compito, la nostra missione. Abbiamo degli obiettivi che sono molto importanti, stiamo ricevendo una serie di riconoscimenti a livello nazionale, non solo, anche internazionale, tale per cui insomma si possa ambire a delle posizioni di testa in quel campionato di competizione tra le regioni d'Italia ai fini dell'attrattività turistica. Stiamo cominciando a raccogliere i frutti di un lavoro che abbiamo iniziato 4 anni oramai e mezzo fa, che continueremo a portare avanti con tenacia e convinzione. La politica in vista dell'Assemblea regionale del PD, che sabato eleggerà il nuovo segretario. I Dem si dividono nel sostegno di Chiara D'Aggiao e Renzo Oliva a propendere. Per quest'ultimo è il componente della direzione del partito Salvatore Spitaleri. Tra 2 giorni l'Assemblea del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia eleggerà il nuovo segretario regionale. Sabato 29 ottobre a Palmanova i Dem dovranno scegliere tra Renzo Oliva, responsabile del settore economia del partito, e Chiara D'Aggiao, che siede in Consiglio regionale. Uno dei due prenderà il posto di Cristiano Sciaurli. Gli schieramenti sono divisi e se Francesco Russo nei giorni scorsi a Telefriuli ha fatto intendere l'appoggio per D'Aggiao, a favore di Oliva si schiera Salvatore Spitaleri, ex presidente dell'Assemblea e componente della direzione. È un appuntamento che deve segnare la ripartenza del Partito Democratico dopo anche le elezioni politiche. Abbiamo 2 ottimi candidati. Io ritengo che Renzo Oliva possa avere e mettersi al servizio della comunità dei democratici e delle democratiche senza la pressione di una propria posizione di candidatura, ma tentando di riunire i territori. Un dato molto importante che abbiamo riscontrato in questi giorni è proprio una convergenza di molti territori sulla disponibilità di Renzo Oliva. Io ritengo che sia necessario che il Partito Democratico già da sabato si doti di un segretario regionale e che i rottamatori di turno di cui il Partito Democratico ha pagato un caro prezzo vengano tacitati con un esercizio di responsabilità. Ora starà al centinaio di delegati decidere tra i 2 pretendenti. Non voteranno invece i consiglieri regionali e i parlamentari. Il Comune di Udine ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 800.000 euro per la realizzazione della nuova viabilità di Piazzale Cavedali. Si andrà ad agevolare anche attraverso percorsi pedonali e ciclabili l'accesso all'ambito dell'ex birreria Dormish, interessata dal progetto di riqualificazione curato dalla Danieli di Butrio. Parliamo ora di temperature ancora estive in questo fine di ottobre, tutta colpa, spiega il nostro meteorologo Antonino Renda, dell'anticiclone africano che resterà sul Friuli anche nei prossimi giorni. Nella giornata di oggi abbiamo registrato delle temperature massime sulla nostra pianura fin verso i 25-26 gradi in alcune aree dell'Udinese. Temperature decisamente eccezionali su valori record per il periodo, in quanto in questo periodo dell'anno i valori che dovremmo registrare dovrebbero essere di 10 gradi inferiori rispetto a questi. Sono temperature estive a tutte le quote e anche nei prossimi giorni l'anticiclone africano, che qua vediamo in questa mappa, continuerà a portarci delle masse d'aria molto calda, straordinariamente calde, tant'è vero che in quota avremo delle temperature
estive, quindi anche in quota, 15-16 gradi a 1500-1600 metri di quota, temperature medie tipiche del mese di luglio e non certo di quello di ottobre. Questa situazione andrà avanti per tutto il fine settimana e l'inizio della prossima prima di un cambiamento. A Pagnacco, dopo 5 anni di attesa, arriva il nuovo ispettore di polizia locale. Il Comune incrementa i posti amministrativi in organico per utilizzare 5 milioni di euro destinati da tempo a opere pubbliche urgenti. Pagnacco incrementa la pianta organica del Comune. In arrivo a gennaio un ispettore di polizia municipale, successivamente un capo ufficio tecnico attraverso il concorso i cui termini scadono 7 novembre e 2 amministrativi grazie alla sottoscrizione di un contratto con esterni per prestazioni di servizi. È una boccata d'ossigeno per la macchina organizzativa del Comune, spiega la sindaca Laura Sandruvi, rimarcando il fatto che Pagnacco attendeva da 5 anni un terzo agente. Alla luce del nuovo ingresso, continuo, ho deciso di non rinnovare la convenzione con i comuni di Martignacco e Pagian di Prato in scadenza al 31 dicembre. Per la gestione dei fondi del PNRR, il prossimo passo sarà la proposta d'adesione alla comunità collinare, decisione che sarà vagliata nel corso della prossima riunione del Consiglio Comunale. Laura Sandruvi punta inoltre il dito contro il turismo concorsuale, problema che affligge tante amministrazioni. Dopo un anno di servizio c'è chi chiede il trasferimento rendendo impossibile per almeno 6 mesi una nuova sostituzione. È indispensabile che la Regione trovi il modo di blindare i posti vinti con concorso per almeno 3 anni, afferma la prima cittadina di Pagnacco, evitando così di far chiudere uffici specifici in attesa di nuovo personale. Nei comuni piccoli basta, manchi una persona per bloccare opere pubbliche come sta accadendo da noi. Abbiamo 4 milioni destinati a interventi urgenti sul territorio, conclude Sandruvi, ma ci manca la figura professionale che stenda il progetto per realizzarli. Tanta è stata la commozione per la scomparsa di Alfio Scandurra, morto lunedì a 52 anni, conosciuto come l'uomo degli asinelli, che per l'ultimo saluto è stato scelto un luogo capace di contenere molta gente e allo stesso tempo simbolico. La cerimonia delle esequie si terrà al campo da rugby di via Mantegna, Pordenone, località Borgomeduna, domani alle 16:30. Un male incurabile si è portato via El Ghazouan El Mathfi, conosciuto come il Marochin, come si faceva chiamare lui, è stato dei primi ambulanti del porta a porta in Friuli, arrivato dalla sua terra d'origine, il Marocco, appunto nel 1973. 6.000 pecore questo pomeriggio hanno bloccato la viabilità Tarcento, accompagnate da 4 pastori e alcuni cani hanno percorso circa 13 km per raggiungere Pagnacco. Accompagnati dallo scampanellio dei loro campanacci, ben 6.000 pecore hanno bloccato la viabilità nel comune di Tarcento, destando la curiosità dei passanti che si sono fermati per foto e video. Erano circa le 16 quando hanno percorso via Coianis a Tarcento per dirigersi verso Pagnacco, accompagnati da 4 pastori e alcuni cani. Nel 2019 la transumanza, ovvero la migrazione stagionale delle greggi, è stata aggiunta all'elenco del patrimonio culturale immateriale internazionale dell'UNESCO su richiesta congiunta di Italia, Austria e Grecia. La tradizione, tramandata di generazione in generazione, promuove la biodiversità e rappresenta lo stretto legame tra uomo e animale, promuovendo un progetto di agricoltura sostenibile, presente sempre più anche nella nostra regione. Gli italiani tengono le proprie finanze, reputano importante investirle e assicurarle, ma nel Paese il livello di educazione finanziaria e assicurativa non raggiunge la sufficienza. Se ne parlerà questa sera Economai FVG in onda a partire in diretta dalle 21. I telespettatori potranno inviare messaggi e WhatsApp interagendo con gli ospiti in studio. Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, Mario Crosta, direttore generale di Civibank e il private banker Mario Fumei. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione. Subito dopo la pubblicità tutte le notizie sportive. Buona serata.